Se viene fuori allora dall'ultimo viaggio? L'ultimo viaggio l'ho fatto in Galizia. In Galizia venga stata la zona da Ceca e da Slovacchia che comprendeva la Galizia che una volta faceva parte dell'impero austro-ungarico. E allora sin là con un'associazione triestina che si chiama Zenobi. Io sono là tanto per rappresentare al MEPI Sul l'associazione Tiari sul confine di Visc. Infatti in 7 giornate 3.500 km con la guida del professor Roberto Todero che è esperto di che argomenti che sono raduti dal 97-97 che è il reggimento cosiddetto de Moghela che può essere interpretato in due maniere, de Moghela nel senso Ciampin e de Moghela nel senso Gilisdin. Ecco, difatti noi è vero che sono scampati perché lo hanno distrutto e si è ricostituito 3 volte, che pure andà scombattuto bene e male. Allora noi in Saviodi sono raduti i cimiteri di guerra e i campi di battaglia. Come cimiteri di guerra abbiamo veduto una vora dei cimiteri di che patetici insieme con miars, centenars o decini di nesteris muars anche dal litorale che comprendeva il Margraviato d'Istria, la città immediata di Trieste e la contea di Gurissa e Gardiscia. E dopo abbiamo veduto anche un cimitero più grande che è all'interno dal cimitero che sta a Novi Sad in Polonia. È un bellissimo monumento che il Polesi è un monumento funebre con una colonnata a tor e tutto tenuto conto sia dal comune, ma la manutenzione ordinaria viene fatta di un liceo, di un ginnasio liceo da città, che è una lavoro interessante perché è quasi un abbraccio, si è sviluppato il cimitero civile, è quasi un abbraccio a che pure che è morta in quel team. E sia l'Austria che l'Ungheria hanno curato un lavoro che il cimitero si cominciò. L'unica assente è l'Italia. E vin concluduto, almeno io ho concluduto che sarebbe bene che non si interessasse neanche, perché se no accettato il team in sentence di interessarsi dai muars che erano in fin dei conti anche soi, anche se dopo non sanno chiamare italiani, c'è con la slopa, le migliori che non si interessano che la si impiardi anche come che sono già trattati bene da in di là. E difatti si vedeva in lumin, si vedeva in nastro, si vedeva in rosis, no follis, no, però la presenza, ecco. Dopo si lascia a Cracovia, si capisce, e si lascia a Brno, e là si sta a Spielberg, avevo detto là che era prigioniero Maroncelli e Silvio Pellico, e anche là abbiamo veduto il segno da persa pochissimi italiani purtroppo. Il monumento del 1926 fatto da Dante Alighieri è tutto cariato di mancanza di lettere di bronzo, no? Sicché si dovrebbe mettere in mano per una dignità di Stato. Ecco. Ma il biel che viene veduto è stato sumut che la senza chas a ten conto di questi memoris e dopo viene veduto un campo di battaglia impressionante che è la fortezza di Premisil. La fortezza di Premisil era una fortezza costituita di una grande fortezza centrale e attorno su quei attor quindi ma qualche storico dice addirittura 40 fuars a costituire un baluardo contro la possibile invasione dei russi e che sono là su e ogni volta che l'avevano su aveva di 10, 15, 9, 2, 3 mil muars. Ecco, questa macabra contabilità. Per cui si torna a più convinti che la guerra veramente è un scandalo, è una roba non di commemorare ma di esecrare.